Caos governo, stamani incontro informale tra il premier incaricato Cottarelli con il capo dello Stato Mattarella. Intanto ritorna l'ipotesi di un esecutivo Lega Movimento 5 Stelle, anche se il carroccio frena. Il deputato pentastellato Federico D'Inca bacchetta Salvini. È stato sbagliato insistere sul nome di Savona, che può essere sostituito con un altro economista più giovane. Fallimento dello storico marchio veronese Melegatti, preoccupazione dei sindacati, dobbiamo pensare a tutelare i lavoratori, dicono, nei prossimi giorni potrebbero esserci manifestazioni. Incidente domestico a Sarego, una bimba di 3 anni è caduta dal balcone al terzo piano del condominio in cui vive, è ricoverata in terapia intensiva all'ospedale di Vicenza. Traffico di droga, la Guardia di Finanza di Verona arresta 4 persone, sequestra 1,5 kg di cocaina, indagine iniziata nel 2017. Una pizzeria di Conegliano cerca disperatamente dipendenti, 2 mesi e mezzo di richieste, di messaggi scritti nel locale, risultato 0, il titolare ai nostri microfoni. Basket, gara 2 delle semifinali play-off, De Longhi ancora sconfitta dall'Alma Trieste, venerdì terzo incontro in casa al Palaverde per riaprire i giochi. Prima edizione dei telegiornali di Antenna 3, buongiorno e ben ritrovati. In apertura anche oggi la politica nazionale, questa mattina intorno alle 9, incontro informale tra il premier incaricato Carlo Cottarelli e il capo dello Stato Mattarella. All'uscita Cottarelli ha detto che potrebbero esserci le basi per un governo politico e di attendere quindi gli sviluppi. Se da un lato il Movimento 5 Stelle sarebbe pronto a riaprire la trattativa con la Lega, dall'altra dal carroccio arriva un no dal suo segretario Matteo Salvini, che chiede invece di tornare presto alle urne, chiedendo una data certa al capo dello Stato Mattarella e respingendo l'ipotesi di tornare alle urne il 29 luglio in piena estate. Insomma, una situazione ancora in alto mare, mentre lo spread e le borse fanno sentire il loro peso in tutta questa situazione. Ma adesso sentiamo le dichiarazioni del deputato bellunese del Movimento 5 Stelle Federico D'Inca, raggiunto da noi telefonicamente. È andato oltre l'attuale stato delle cose, affermando che la Lega ha esagerato ad insistere sul nome di Savona al Ministero dell'Economia, che può essere messo da parte, spiega D'Inca, è sostituito da un altro economista. Sentite le sue parole. No, il problema semplicemente era un nome che il presidente Mattarella ha dato come, come mancanza di volontà di poter confermare per il governo, ha detto se volete mettete Giorgetti, se volete mettete un altro nome, bisogna rassicurare in qualche modo i mercati, altrimenti i mercati si imbizzarriscono, perché funziona così il mondo, il sistema economico in questo momento è questo e qui dentro ci stiamo. Se vogliamo cambiare le regole occorre cambiare dall'interno come tutte le cose, però la Lega ha voluto rompere su questo nome, secondo me in maniera esagerata. Credo che Salvini debba farsi un pellettino di esame di coscienza, perché nella vita certe volte occorre arrivare a dei compromessi e delle mediazioni. Il Movimento è arrivato al compromesso e alla mediazione di far fare un passo indietro a Luigi Di Maio. Credo che Savona, che nessuno conosceva, 82 anni, possa tranquillamente lasciare il posto magari a un economista di 50, di 60, di 45 anni, e Savona, se vuole essere consigliere economico di questa persona, che lo faccia volentieri. E adesso il fallimento dello storico marchio veronese Melegatti. Il collegio del Tribunale di Verona, presieduto da Giulia Rizzuto, ieri ha accolto l'istanza presentata venerdì dal pubblico ministero Alberto Sergio, constatata la pesante situazione debitoria di Melegatti, decretandone appunto il fallimento. I dipendenti dell'azienda, tra diretti e lavoratori stagionali, sono 350. Proprio nei loro confronti c'è la preoccupazione dei sindacati. Michele Corso, segretario CGIL Verona, dice: dobbiamo capire le motivazioni e poi nei prossimi giorni ci muoveremo, dobbiamo tutelare i lavoratori rispetto ai crediti pregressi, siamo in una situazione che ci lascia stupiti, a pagare sono sempre i dipendenti, continua Corso. In questi mesi, spiega poi, sono state ventilate ipotesi di cordate tra industriali e fondi, ma poi non se ne è fatto più nulla. Vogliamo capire se dentro al percorso del fallimento si possa affacciare una proposta che possa risollevare questo storico marchio, e se il segretario CGIL non esclude poi che nei prossimi giorni vi possano essere delle manifestazioni. Adesso la cronaca con un incidente domestico accaduto nel Vicentino a Sarego. Una bimba di 3 anni è precipitata dal balcone di casa. Si è arrampicata sul balcone e si è sporta in avanti, troppo. Una bambina di 3 anni e mezzo è caduta dal balcone di casa ed è ora ricoverata nel reparto di terapia intensiva pediatrica dell'ospedale di Vicenza.
È accaduto lunedì pomeriggio in una palazzina della frazione di Meledo a Sarego. I genitori della bimba, di origini africane, vivono con i figli al terzo piano. Da quanto è stato possibile ricostruire, la piccola deve essersi arrampicata sul balcone per poi cadere nel vuoto da un'altezza di oltre 7 metri. Le prime a soccorrerla sono state la mamma e la sorella, che disperate l'hanno accompagnata al pronto soccorso di Arzignano. Da lì dunque il trasferimento a Vicenza nel reparto di terapia intensiva. Lo arrestano per spaccio e tenta di fuggire, protagonista un marocchino che adesso sarà espulso, è accaduto a Padova. Doppio arresto dopo una fuga che aveva seguito una condanna per direttissima per un giovane marocchino che, terminato il periodo di detenzione, sarà espulso. Fermato per spaccio in via Tommaseo, il giovane aveva aperto lo sportello della Gazzella dei Carabinieri che lo accompagnavano in questura, tentando una fuga che è stata interrotta dagli stessi militari dopo appena qualche centinaio di metri. 2 persone sono state arrestate dalla Guardia di Finanza di Verona in un'indagine iniziata nel 2017 che aveva già portato all'arresto di altre 2 persone e al sequestro di una pistola, oltre al sequestro di 1,4 kg di cocaina, altri 40 grammi di eroina, 16 boccette di metadone per un valore al dettaglio di circa 200.000 euro. L'indagine era iniziata con il ritrovamento durante una perquisizione in un'abitazione di una pistola calibro 22 completa di munizione. L'uomo, il proprietario, era stato poi arrestato. L'uomo era risultato poi essere in contatto con altri presunti spacciatori gravitanti tra le province di Verona e Brescia, entrambi poi ammanettati. Adesso a Caerano, in provincia di Treviso, con l'aggressione a sfondo sessuale di cui ha rischiato di finire vittima una donna che faceva jogging. Il responsabile ha poi finto a sua volta di essere stato malmenato per sfuggire all'identificazione. Aggredita mentre fa jogging, è riuscita a divincolarsi e a far scappare il molestatore che poi, per depistare i carabinieri, ha simulato un malore affermando di essere stato a sua volta malmenato da uno sconosciuto. Tutto in pieno giorno, tutto alla luce del sole a Caerano di San Marco, in una stradina di campagna via Vallon, dove una donna di 47 anni stava correndo. 10 del mattino di una giornata di sole, improvvisamente viene afferrata e bloccata alle spalle dal 28enne che le tappa la bocca con uno straccio, impugnando nell'altra mano un attrezzo appuntito. Non una rapina, ma un'aggressione a sfondo sessuale. Lei si divincola, riesce a sfuggirgli, poi si presenta dai carabinieri per denunciare il gravissimo episodio. Poco dopo, in un'altra zona, un giovane chiede ai passanti aiuto, racconta di essere stato malmenato e i militari collegano i 2 fatti. Sta simulando un reato per non essere accusato dell'aggressione. Denunciato a piede libero, è stato poi ricoverato nel reparto di psichiatria. Spaccata in via San Fermo, in pieno centro a Padova. Le immagini della videosorveglianza sono adesso al vaglio degli inquirenti. Padova, sono al setaccio degli investigatori della squadra mobile le immagini girate dalle telecamere di videosorveglianza della spaccata al Duca d'Aosta di via San Fermo, con un bottino di borse e capi d'abbigliamento che era stato quantificato superiore ai 100.000 euro. Le modalità e la rapidità del colpo fanno pensare ad una banda di professionisti, banda che era composta probabilmente da 3 persone. Pagano l'auto ma non ricevono nulla, 3 denunciati a Vicenza. 90 Vicentina. Ha fatto un bonifico per comprare una Volkswagen Golf, 900 euro di anticipo in attesa di definire i dettagli. Dopo quel versamento in una PostePay non è più riuscito a mettersi in contatto con il venditore. I carabinieri della stazione di 90 Vicentina hanno denunciato in stato di libertà un 62enne di Novara, un 25enne di Bergamo e un 21enne brianzolo per il reato di truffa in concorso. Le indagini dei militari sono cominciate dopo la denuncia presentata da un giovane della Bassa Vicentina che, dopo essersi accordato per l'acquisto dell'auto, ha visto sparire soldi e venditori. A quanto pare non era la prima volta che i 3 mettevano in piedi un simile raggiro. E adesso l'automobilista che nel Trevigiano, di fronte ad una multa da 800 euro, ha pagato subito in contanti l'importo ai vigili. Sentite tra l'altro il motivo della sanzione.
Sorpreso in possesso del Cobra, l'apparecchio per neutralizzare autovelox e telelaser è stato pesantemente sanzionato, ma di fronte a una stangata da 800 euro non ha battuto ciglio e ha immediatamente pagato in contanti. È accaduto sabato notte a Treviso, dove un cittadino albanese è stato pizzicato dalla polizia locale con il dispositivo fuorilegge installato in macchina. Di fronte alla pesante contestazione ha tirato fuori il portafogli consegnando ai vigili la somma richiesta e ripartendo, e lasciando gli agenti perplessi per la grande disponibilità di denaro contante che aveva con sé. Si tratta soltanto di uno degli automobilisti controllati nello scorso fine settimana in città, dove prosegue il progetto di sicurezza notturna che ha permesso di fermare 130 veicoli, tra cui quello del 60enne albanese fornito dell'apparecchio contestato. Restiamo nella Marca trevigiana, ma voltiamo pagina e ci trasferiamo a Conegliano, dove una pizzeria cerca disperatamente dipendenti. 2 mesi e mezzo di richieste e messaggi scritti fuori dal locale. Eppure il risultato è negativo, nessuno infatti chiede lavoro, o meglio nessuno vuole fare sacrifici. A parlare è il titolare della pizzeria, sentite. All'interno della pizzeria campeggiano tutti i foglietti con la scritta grande e chiara: cercasi personale. Non solo, ma il titolare, visto che nessuno si presentava, ha deciso di scrivere sulla lavagna il messaggio: c'è qualcuno che vuole lavorare? Ed ancora nulla dopo 2 mesi e mezzo di ricerca. Purtroppo non riesco a trovare personale, che chiaramente il lavoro qui in pizzeria è alla sera, è il fine settimana. A quanto pare in questi mesi si sono presentate alcune persone, ma lavorare fine settimana e di sera proprio non va bene. Eppure, mentre si continua a parlare di crisi e mancanza di lavoro, questa situazione sembra un vero paradosso. Eppure accade a Conegliano, nella pizzeria Saporoso. Ho bisogno di un aiuto pizzaiolo, di un pizzaiolo per la sera, e ho bisogno di un ragazzo come cameriere, sempre la serata, in pratica, che mi faccia le serate. Forse mancano 2 degli ingredienti più importanti, ci dice, per poter lavorare: la volontà e qualche sacrificio. Fra l'altro, quello che accade in questa pizzeria non è un caso sporadico. L'appello del titolare. L'appello è che si tiri fuori un po' di buona volontà, di estro, di allegria, di entusiasmo, che è un momento che secondo me c'è bisogno di entusiasmo e fare qualcosa di pensare positivo, di vedere le cose belle e simpatiche della vita, che può essere anche una serata in pizzeria con i fioi, fare un servizio, prendere il gettone e va bene così. Non si perde d'animo il titolare: aspettiamo, prima o poi, dice, qualcuno verrà a bussare anche a questa porta. 18 anni che sono qua, 20, e credo che vinciamo anche stavolta, non c'è problema, sempre avanti e alla grande. Il rapporto redatto da Airbnb vede Venezia come la patria del turismo di massa. Immediata la replica dell'assessore Mar. La cosa che risulta divertente è che siamo nel centro del mirino, nel senso che chi più fa più diventa oggetto di, di articoli e quant'altro. L'assessore Mar replica così alla pubblicazione del rapporto realizzato da Airbnb, che definisce Venezia la capitale mondiale del turismo di massa, con 73,8 turisti per abitante fra centro storico e terraferma, soprattutto il turismo mordi e fuggi. È chiaro, noi abbiamo delle problematiche anche diverse dalle altre città, ma mi corre dopo ricordare, e lei me ne dà l'occasione, che noi siamo in un network delle 5 città italiane di turismo sostenibile, che sono, con noi c'è Firenze, Roma, Napoli e Milano, e devo dire, come ho detto stamattina in commissione, che Venezia, rispetto alle altre città, in questo momento sta facendo una grandissima sperimentazione e si può configurare come progetto pilota. Questo ci viene anche riconosciuto dalle altre città. Già qualcuno infatti ha contattato l'amministrazione perché è interessato al sistema dei varchi, che verranno utilizzati nuovamente in occasione del ponte del 2 giugno e non solo. Saranno 3 i criteri in base a cui si deciderà: bollino giallo, rosso o nero. Questa programmazione è stata fatta dal ponte del 2 giugno, che è un ponte da bollino nero, alla regata storica, e comprende all'interno anche il Redentore. Il Redentore e la regata storica hanno delle misure diverse già sperimentate in altri ambiti, a cui si aggiungeranno queste. Quello che ci preme sottolineare è che ragioniamo in una programmazione trimestrale, e i weekend che andranno dal 21 luglio al 19 agosto saranno sempre weekend dal bollino nero. Tutto questo per garantire
chi viene in città, ma anche la vivibilità dei residenti anche nelle more e nel rispetto degli impegni che ci siamo presi. Parliamo adesso di bullismo, perché nasce Bullictionary, il primo dizionario online creato insieme ad Informatici Senza Frontiere Onlus per educare e sensibilizzare i ragazzi e le famiglie sui pericoli del cyberbullismo. Nel mondo online le parole scorrono veloci e vengono spesso utilizzate con leggerezza, dimenticando il peso e le conseguenze che possono avere nella vita reale delle persone. Ecco allora perché si è deciso di dar vita al primo dizionario online scritto con l'aiuto dei ragazzi vittime di questo spregevole atto. Bullictionary si rivolge in particolare ai giovani tra i 10 e i 14 anni, una fascia d'età considerata particolarmente a rischio, e alle loro famiglie, che non sempre sono informate in maniera adeguata rispetto al fenomeno. Queste parole saranno poi accompagnate delle storie vere che vengono raccolte da Informatici Senza Frontiere, e l'obiettivo è appunto, insieme a una parola, far capire attraverso una storia che effetto può avere. Un modo per raccogliere e monitorare le parole più utilizzate dai bulli in rete, e grazie alle agenzie di Generale Italia rivolti alle famiglie per informare, sensibilizzare ed educare sul cyberbullismo. Ormai ci sono tante persone che ritengono che questo sia uno dei problemi principali sia nella vita sociale dei ragazzi che nella scuola, e quindi è su questo che vogliamo intervenire con tutte le nostre forze, sia quindi con i nostri dipendenti, con i nostri agenti, per portare in campo la maggior potenza di fuoco che possiamo per dare una mano alle famiglie. Gli incontri nelle agenzie di Generale Italia contribuiranno a supportare l'azione educativa e preventiva delle famiglie grazie al team di esperti composto da informatici e psicologi, con l'obiettivo di aiutare sempre più i ragazzi che ne hanno sempre più bisogno. Lo smartphone è uno strumento di tutti i giorni per loro e anche per noi, ma spesso né noi né loro lo sappiamo usare in modo sano. Tutti potranno contribuire al progetto candidando una o più parole sul sito e partecipando agli incontri sul territorio. Ci fermiamo adesso per qualche minuto di pubblicità, restate con noi, a tra poco. C'è lo sport ad aprire questa seconda parte del nostro telegiornale. Iniziamo con il ciclismo, perché dopo 25 anni la maglia rosa del Giro d'Italia vinta dal britannico Froome torna a Treviso. Devo dire una cosa, noi siamo molto contenti perché il Giro d'Italia è ritornato a Treviso, la maglia rosa è ritornata a Treviso dopo 25 anni. Parla Trevigiano, l'edizione numero 101 del Giro d'Italia, messa in archivio domenica scorsa. Sì, perché il britannico Eric Froome, che ha tagliato il traguardo romano con la maglia rosa sulle spalle, facendo proprio la corsa, lo ha fatto pedalando su una bici Pinarello. E qui, nel quartiere generale dello storico marchio trevigiano, si respira un'atmosfera di grande soddisfazione. Per diverse ragioni, perché la sete del trofeo rosa era ormai antica, avendo bevuto per l'ultima volta a quel calice nel lontano 1993 con Miguel Indurain. Perché quest'anno la corsa rosa è stata dominata dagli stranieri, britannici e olandesi in primis, e se un po' d'Italia alla fine riesce a salire sul podio è grazie a queste biciclette. E infine perché su Froome, dopo essere stato tra i favoriti prima della partenza, in pochi ormai speravano più, dopo le cadute iniziali e lo scivolamento in classifica. Ma poi arriva l'ultima settimana, la vittoria sullo Zoncolan e lo strappo della maglia rosa al connazionale Yates, crollato sulle rampe del Colle delle Finestre, dove invece Froome agguanta una vittoria dal sapore epico. E nell'ultima tappa il ciclista corre su una bici per l'occasione completamente rosa, preparata in fretta e furia proprio in questo laboratorio. Io sono molto scaramantico, ma ho deciso di farlo il venerdì dopo la tappa del Colle delle Finestre, dove effettivamente Chris ha dimostrato di avere una forma sempre con le dita incrociate. Quindi il venerdì dopo la tappa delle Finestre alle 5:30 ho richiamato dai primi vincitori, un po' di vincitori che erano già a casa. Sul telaio della bici un messaggio speciale e in codice. CNC. Quindi un po' vorrebbe dire chi c'è che non c'è insegue. Quest'anno ho inseguito gli altri, non vorrei dirlo perché può succedere. Questa è una giostra, no? Quest'anno è andata bene a noi. Bici che sfila tra le strade di Roma, tra Colosseo e Fori Imperiali, in una passerella finale spettacolare, buche permettendo, anche se con il rosa sulle spalle e sulle ruote, le buche si sentono di meno.
E adesso il basket, l'Alma Trieste ha battuto ieri sera De Longhi Treviso per 69-65 nella seconda gara di semifinale playoff, portandosi sul 2-0. Venerdì al Palaverde la terza partita della serie. Trieste bissa il successo con Treviso in una partita che lascia senza fiato sino all'ultimo secondo. 69-65 finale, protagonista assoluto, Green con 33 punti. La De Longhi ha la marcia giusta in partenza e con il duo Fantinelli-Lombardi spinge sull'acceleratore sino a doppiare l'Alma sul 6-12. Da Rosso e Mussini reggono l'urto iniziale, ma è Green a ritrovare la parità a quota 15. I ragazzi di Pilastrini però non sono quelli di gara 1, 17% al tiro pesante nella prima metà gara con soli 2 punti dalla coppia americana. L'Alma sembra poter scappare via con le triple di Mussini e Loschi, ma i biancorossi non approfittano fino in fondo dell'opportunità. Si va a riposo sul 38-30 con l'ultimo acuto di Fernandez. Nella ripresa Javonte Green dà tutta l'impressione di spaccare la partita con 10 punti in 5 minuti, frutto non solo dell'atletismo ma anche di un tiro sempre più continuo. Sul 47-38 il sussulto d'orgoglio della coppia Swan-Brown. La guardia trova un paio di canestri di classe, l'ala forte anche su una gamba e mezza e una piovra con 13 punti in un amen. Treviso tocca per un attimo il -2, ma la Pantera Javonte la ricaccia indietro. L'ultimo quarto scatta sul 58-50 e le 2 triple in successione di Cavaliero, ancora mascherato per la frattura allo zigomo, e Green sembrano incanalare definitivamente il match. Treviso però ha 7 vite come i gatti, il controparziale griffato De Longhi è una mitragliata opera del gruppo italiano, 11-0 e margine di Trieste ridotto a 1 punto. Infine 3 minuti e 40 secondi ad altissima tensione. Le triple sbandano sul ferro per entrambe le squadre. Basta un libero di Bowers più un'appoggiata al vetro in contropiede di Green per ridare a Trieste 4 punti di margine. Bruttini fornisce l'ultima speranza di rientro agli uomini della Marca, ma Green, glaciale della lunetta, la chiude. 2-0 per l'Alma. Venerdì al Palaverde la prima chance dei triestini per chiudere la serie. Per Treviso invece il più classico dei vincere o andare a casa. Subito dopo di noi nuova puntata di Ore 13, mentre questa sera torna puntuale 20:10, si parlerà del caos del governo con gli sviluppi di queste ultime ore. Vi lascio adesso le previsioni del tempo, grazie per essere stati con noi, buona giornata naturalmente con i programmi di Antenna 3, arrivederci. Ben ritrovati al meteo di Antenna 3. Prevale il bel tempo sulle nostre regioni. Vediamo il dettaglio di mercoledì 30 maggio. Sul Veneto sarà una bella giornata di sole. Il cielo infatti sarà sereno o al massimo poco nuvoloso un po' su tutti i settori. Qualche addensamento al pomeriggio anche con isolati temporali sul Rodigino, sempre soleggiato altrove. Temperature minime comprese tra 15 e 20 gradi. Massime oscillanti invece tra 25 e 29 gradi circa. Situazione simile sul Friuli Venezia Giulia, dove a prevalere sarà il bel tempo asciutto e stabile ovunque. Nelle ore pomeridiane non si escludono deboli piovaschi sui monti, ma migliorerà presto col passare delle ore. Le temperature minime saranno comprese tra 17 e 19 gradi. Le massime oscilleranno invece tra 26 e 29 gradi circa. Non cambia di molto la previsione sul Trentino Alto Adige, bel tempo ovunque al mattino con cielo che si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso. Dal pomeriggio peggiorerà un po' su tutti i settori con qualche temporale a carattere sparso ma piuttosto frequente. Le minime saranno comprese tra 14 e 15 gradi, le massime invece oscilleranno tra i 26 e i 29 gradi. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto. Arrivederci!